l'ho fatto per la campagna elettorale, perché vorrei ricordare a quei pochi che insinuano questo, che io non ho mai avuto problemi di consenso. Questo lo dico con un pizzico di realismo, per cui non è che sono entrato in conferenza stampa e che ero odiato dai veneti e ne esco come un trionfatore. Avevo già un consenso tale per cui potevo anche parlare ai veneti. Una 130 giorni di conferenze stampa quotidiane e utile visibilità per accrescere il consenso preelettorale, così dice chi lo accusa di iperesposizione mediatica. Ma il governatore, più amato in classifica, sostiene non ne avevo bisogno e proprio sull'appuntamento elettorale e sulle alleanze politiche che si prospettano ha parlato ieri, mettendo ancora una volta al centro il tema dell'autonomia. Non è in programma la corsa solitaria, ma tornando sui dissapori con Fratelli d'Italia ha ribadito senza patto nessuna alleanza. Perché si corra da soli bisogna veramente che venga giù il mondo, cioè che qualcuno venga a dirsi noi dell'autonomia non vogliamo più saperne. A questo punto, per un atto di coerenza, le strade si separano, ma penso che insomma non ci siano oggi, diciamo, motivazioni per pensare a questo. Infine il governatore ha aperto al MES, tanto avversato dalla linea nazionale del Carroccio, che porterebbe però 3 miliardi al Veneto. No, ma il governo deve decidere se vuole portare a casa sto MES o non vuole portarlo a casa. A me potete chiedere cosa penso. Io vi dico che bisogna vedere le condizioni. Adesso, in tutta sincerità, abbiamo letto tutti che non c'è nessun problema. Allora, se non c'è nessun problema, perché ancora all'interno della maggioranza stanno dibattendo e non hanno deciso? Cioè, si metta nei nostri panni. Se io chiedessi a lei, lei mi dice ma il MES praticamente non pesa nulla, non c'è nessun vincolo. Allora perché non se lo sono portati a casa? Ma non sono io a bloccare il MES, è il governo che al suo interno ha due forze politiche dove c'è il PD che è a favore e i 5 Stelle che sono assolutamente contrari.